Bene, un applauso di incoraggiamento. Un applauso di incoraggiamento e anche di ringraziamento alla nostra brava fisarmonicista che è Olga Begizza, che ci ha voluto suonare un suo brano. Che brano è, Olga? Foxtrot. Benissimo, Foxtrot. Con questa esibizione di Olga vogliamo introdurre questa nostra trasmissione speciale dedicata a un evento che si terrà domenica 4 settembre dalle ore 17 in poi. Olga è passata davanti, non ha importanza, continuiamo. Un evento che si terrà il 4 settembre, domenica alle ore 17, presso la Valle dei Templi di Agrigento. Vi presento i miei ospiti, ne parleremo con, alla mia sinistra, Alfonso Russo, storico, grazie per aver accettato il nostro invito, grazie, con Rosa Maria Montalbano, famosa attrice agrigentina, grazie Rosa Maria, con Carmelo Cantone, non poteva mancare, il direttore artistico e l'anima di questa manifestazione, grazie dottore Cantone, e con Salvatore Varisano dell'Associazione Sicilia Antica. Allora iniziamo con il dottore Carmelo Cantone. Dottore Cantone, ecco, perché questa iniziativa? Da cosa nasce questa idea Emozioni nella Valle, che già nel titolo esprime appunto un'emozione? Allora, questa idea, il percorso è lungo. Nasce prima un gruppo Facebook che si chiama È Sagra e non solo. È un gruppo che poi magari ne parliamo di questo gruppo, un gruppo effervescente, un gruppo dinamico, un gruppo che ha nell'anima l'arte di Agrigento, è composto da tanti artisti agrigentini e dagli agrigentini che amano i propri artisti. Quindi era naturale che nascesse qualcosa di artistico. Ritrovati in un giardino pensile del centro storico, una sera ci venne in mente questa manifestazione. E pian piano è nata così, volendo, con lo scopo di regalare alla città di Agrigento, non solo la città di Agrigento, ma i numerosi turisti che saranno presenti, perché ricordiamo sarà il 4 settembre, cioè la prima settimana, la prima domenica del mese, quindi l'ingresso sarà gratuito, quindi ci saranno migliaia di persone che potranno assistere a queste esibizioni. Diciamo con l'intento di regalare agli agrigentini e al folto pubblico internazionale presente un pezzo di Sicilia. Sono numerosi artisti che hanno accolto questo nostro invito e che ci offriranno le loro performance proprio col solo gusto, senza nulla in cambio, voglio sottolinearlo e ringraziarli ancora una volta, ma lo faremo nel corso della trasmissione meglio, per aver dato questo contributo da regalare e omaggiare solo alla città di Agrigento. Ecco, gli artisti sono tanti, se li vogliamo un po' sì, gli artisti sono veramente tanti, ripeto, e hanno accolto tutti con grande entusiasmo questo nostro invito. A loro ho lasciato libertà di scelta, pur avendo un nostro filo conduttore, la location. A loro ho chiesto di darci un'emozione, di regalarci un'emozione nel rispetto della location dove si esibiscono. A tal proposito consentimi, direttore, di ringraziare innanzitutto chi ha reso possibile questo evento, il direttore del parco. Noi, caro direttore, abbiamo vissuto tempi bui,
quando veniva vietato l'accesso al campionato del mondo, l'accesso alla valle al campionato del mondo di ciclismo. Insomma, la valle veniva mummificata. Ho sudato 7 camicie per riportare gli spettacoli della valle, se ti ricordi erano fatti al Tempio di Ristoro, al posto di Ristoro. Ho faticato 7 camicie veramente per poterli riportare al Tempio della Concordia. E tutto questo è avvenuto quest'anno, quello che avviene quest'anno è frutto anche del lavoro passato, ma soprattutto è frutto della lungimiranza di un direttore che è l'architetto Giuseppe Parello, che veramente ha aperto la sagra e mai come nessuno la sta facendo vivere e rivivere quest'anno, sia agli agrigentini che a un pubblico internazionale che è felice di trovare ogni sera un'esibizione diversa di artisti agrigentini, e questo è il maggior pregio che ha Peppe Parello. Dobbiamo dare atto che effettivamente l'amministrazione Parello ha aperto la valle, diciamo, non solo ai turisti, ma la valle ormai è diventata anche per gli agrigentini un punto di riferimento, visto le tantissime manifestazioni che quotidianamente si svolgono. Se ci pensiamo, direttore, è una cosa normale, non capisco perché al Teatro Greco di Taormina si fanno spettacolo ogni sera, al Teatro Antico di Siracusa, in tutti gli altri posti di interesse storico si fanno, solo da noi non si facevano. Grande lungimiranza di Parello, che sta dando e darà sicuramente i suoi frutti in futuro. Questo operare seriamente per il turismo agrigentino. Allora, io vorrei citare qualche artista presente, come leggo qui: Mimo Galletto, Franco Di Salvo, Nenè Sciortino, Giada Attanasio, Giuseppe Sirena, Rosa Maria Montalbano. Mi fermo perché Rosa Maria Montalbano l'abbiamo qui in studio. Ecco, vorremmo anche il parere, perché ha deciso di aderire a questa iniziativa e come mai, ecco, cosa ne pensi di questa iniziativa, Rosa Maria? Allora, io sono stata, diciamo, coinvolta dall'entusiasmo di Carmelo. Devo dire che per me è un periodo di grande lavoro, perché oltre a fare teatro sono una guida turistica e, come ben sapete, la Valle dei Templi è ricca ha avuto un incremento di turisti, per cui sono stata molto assorbita dal lavoro, però il suo entusiasmo mi ha trascinata, quindi ho cercato nel mio piccolo di trovare anche uno spazio nell'organizzazione e nella partecipazione, quindi poi verrà spiegato, insomma, quale sarà l'itinerario, e in uno di questi itinerari anch'io cercherò di emozionare insieme al maestro San Filippo, che sarà con me in questo piccolo spazio durante questo itinerario, e speriamo di poter emozionare e nel frattempo di ricevere emozioni. Io ne sto ricevendo tantissime e ancora non siamo entrati nel vivo, ma tutto quello che c'è dietro, come preparare uno spettacolo, è la parte più importante, perché poi lì nascono gli affetti, le nuove amicizie, le conoscenze. Mi ritengo soddisfatta. Lui ogni volta ha un motto: positività. Anche adesso cerchiamo di essere positivi, e questo è importante, perché poi nel turbinio dello stress della vita quotidiana poi ti fermi un attimo e respiri un po' di positività, e poi siamo tutti accomunati da questo intento di cercare di dare un'emozione. Speriamo di riuscirci. Cosa ci proporrai? Allora, la mia emozione, tra le tante emozioni ho scelto quella dell'amore. Ho scelto quella dell'amore. L'amore, la Sicilia è terra d'amori, quindi racconteremo e canteremo con l'aiuto della fisarmonica del maestro San Filippo la storia della baronessa di Carini. Ci sono tante storie e abbiamo scelto questa. Speriamo di poter emozionare chi ci ascolterà. Bellissimo. Bene, e continuo con la lettura degli ospiti che parteciperanno all'evento Emozione della Valle. Ricordo domenica 5 settembre dalle 17 in poi. 4 settembre, scusate, 4 settembre. Angelo San Filippo, Toni e Fausto Bruccoleri, Patrizia Camera, Alfonso Russo, il gruppo folclorico Città di Agrigento, Teatranima Salvatore Di Salvo, Salvo Preti, Giusy Urso, Dorotea e Olga Beggezza, che l'abbiamo vista poco fa. Diamo la parola ora all'altro ospite, che è Alfonso Russo, storico. Alfonso, allora parlaci di questa iniziativa. Sì, è un'iniziativa che intanto nasce, l'ha sottolineato molto bene Rosa Maria Montalbano, dall'entusiasmo di Carmelo Cantone, che ha, come dire, pervaso poi alla fine tutto il gruppo. Un gruppo che nasce recentemente, a gennaio del 2016, e che, a differenza di tantissimi altri gruppi Facebook, sta durando e ha
quasi 6.000 iscritti. Quindi immaginiamo che è un gruppo abbastanza eterogeneo, apolitico, dove anzi confluiscono tantissime idee diverse, tutte però accomunate dal rispetto reciproco e soprattutto da una certa eleganza e sobrietà che contraddistingue, come dire, la qualità dei dialoghi che avvengono all'interno di questo gruppo. Si è pensato, attraverso anche il generosissimo contributo degli artisti che, ricordiamolo, non percepiranno nulla, per cui come gruppo noi siamo assolutamente grati a loro, si è pensato di coinvolgere attraverso questo evento, in questa passeggiata dove Brucato e Salvatore Varisano spiegheranno e racconteranno la storia di Agrigento, si è pensato di realizzare delle, io tra virgolette così scherzosamente le definisco delle stazioni, dove di volta in volta si esibiranno degli artisti che trasmetteranno, come sottolineava Rosa Maria, delle emozioni. Quindi immaginiamo la Via Sacra, immaginiamola in una domenica di settembre, quindi con un clima leggermente più mite rispetto a quello che si spera anche meno bizzarro, rispetto a quello che ha accompagnato quest'estate. Una domenica dove ci sarà un ingresso gratuito perché sarà la prima domenica del mese, quindi immaginiamo questo grande regalo che questo gruppo insieme alla generosità di questi artisti e al lavoro di tanti che veramente si sono messi gratuitamente a disposizione, immaginiamo questa passeggiata, questa serie di emozioni, questo regalo che questo gruppo e questi artisti stanno facendo alla città di Agrigento. Lo stanno facendo in maniera apolitica, lo stanno facendo in maniera genuina, lo stanno facendo in maniera schietta, lo stanno facendo in maniera sincera, lo stanno facendo anche, ed è strano perché siamo sempre in terra di Agrigento, lo stanno facendo in maniera eterogenea ma nello stesso tempo accomunati da un entusiasmo che alla fine sta portando in porto un progetto che è unico sotto un'unica direzione, che è quella di Carmelo Cantone, e che è anche abbastanza complesso come fenomeno nella sua organizzazione, come manifestazione nella sua organizzazione. Quindi io dico che questo è un grandissimo risultato non solo per noi come gruppo, non solo per gli artisti che si potranno esibire, ma anche per la città, per l'intera città di Agrigento. Quindi un grande aspetto promozionale anche per sarà una grandissima promozione locali, per i nostri artisti. Non hanno modo di... Esatto, per i nostri artisti che non sono sempre, diciamo così, trattati benissimo. Apro e chiudo subito parentesi, dalla nostra dalle amministrazioni che si sono avvicendate, e chiudo così la brevissima parentesi. E poi un grande momento, sottolineavo, di promozione per la città, cioè dalla società civile, da un gruppo di persone, di quasi 6.000 persone e di alcuni artisti che hanno aderito, sta nascendo qualcosa praticamente senza nessuna sponsorizzazione, senza fini di lucro, senza niente dietro di oscuro o altro. Sta nascendo qualcosa che sarà un grande regalo per la città il 4 di settembre. Ecco, l'iniziativa nasce da un gruppo Facebook, è Sacra e non solo, di cui tu sei il promotore di questo gruppo. Ecco, come mai, diciamo, questa idea di creare questo gruppo, è Sacra e non solo? Allora, questo gruppo nasce, come ha già detto Alfonso, poco prima della sagra del Mandorlo in Fiore, ed era solo è Sacra. Praticamente per chi romantici come me, che abbiamo fatto la sagra tante volte a diversi livelli, immaginava la sagra come l'avrebbe voluto. Poi cominciarono a entrare, passava il tempo e ci cominciavamo a occupare anche di altri artisti che si avvicinavano sempre di più. È noto che nell'organizzazione delle sagre che ho avuto l'onore e il privilegio di dirigere, ho sempre curato in modo particolare gli artisti agrigentini, quindi facendo un gruppo e sagre è chiaro che si avvicinavano tutti, si sentivano tutti accolti nella loro, tra virgolette, famiglia. E quindi diventò nei mesi e Sagra non solo. Poi cominciarono a succedere tante cose, un gruppo artistico ha un'anima, un impegno sociale, civile, e quindi abbiamo aggiunto tutto quanto è Agrigento. Oggi il gruppo, come è stato precedentemente detto, sfiora le 6.000 presenze e ogni giorno chiedono di entrare tante persone.
lo accomuna solo, ogni componente è accomunato da un amore per questa città, non c'è nessuna finalità politica, non c'è nessuna seconda finalità, ma soprattutto non si fa cortile nel suo Sagra. C'è un garbo, un'eleganza che non deve essere mai messa in discussione. Credo che la formula vincente sia questa, per toccare i problemi anche più seri e più impegnativi della nostra città senza offendere nessuno, anzi in maniera propositiva, in maniera direi elegante. Bene, intervistiamo ora il dottore Salvatore Varisano, presidente dell'Associazione Sicilia Antica, titolare legale della manifestazione. Cosa vuol dire? Significa che innanzitutto buonasera a tutti. Quando Carmelo mi ha chiamato qualche mese fa per parlare di questo progetto, prima ancora di fargli finire la frase, ho detto va bene Carmelo, io sono a disposizione per qualsiasi cosa, che sapendo l'impegno, la passione, quello che ci mette lui nelle iniziative, non potevo fare altro che partecipare e dare una mano, il mio contributo a tutto quello che sarebbe stato necessario. Parte legale cosa significa? Che essendo una manifestazione che si svolge in un luogo pubblico, ovviamente deve esserci, chiamiamolo un ente o una persona che si intesti il patrocinio di questo evento. E colui che si intesta il patrocinio di questo evento è Sicilia Antica, un'associazione che da 20 anni è presente sul territorio siciliano e si occupa della promozione di tutto ciò che riguarda la cultura, l'arte, l'archeologia, la storia, i beni paesaggistici e da oggi anche le emozioni, perché adesso ci faremo anche titolari delle emozioni. E quindi Sicilia Antica darà da un punto di vista logistico la mano per tutto quello che riguarda le eventuali autorizzazioni che sono state richieste, tutto ciò che riguarda proprio l'aspetto burocratico e tecnico della realizzazione. E ovviamente anche un contributo per quanto riguarda la parte scientifica che mi pregio di curare insieme al collega Sergio Brucato, e quindi qui sforiamo anche dall'altro punto di vista, quello pratico della manifestazione. La nostra presenza sarà importantissima, mi auguro, apprezzata da tutti, nel voler accompagnare, facendo un salto indietro nella storia, tutti coloro che avranno il piacere di seguirci durante questa passeggiata. Chiamiamola passeggiata, in realtà è un viaggio, come ha detto Rosa Maria, come ha detto Alfonso, lo stesso Carmelo, attraverso le emozioni e la storia. Quindi sosta per sosta io e Sergio ci alterneremo e quindi faremo appunto un viaggio indietro a riscoprire un po' Acrigas com'era, cos'era e quello che oggi rimane delle vestigia di questa città meravigliosa ed eccezionale. Quindi non tanto da un punto di vista strettamente archeologico trattino noioso, ma nemmeno da un punto di vista troppo turistico per non scadere, diciamo, nell'ovvio, nel banale. Cercheremo con Sergio invece di dare informazioni quanto più curiose possibili, legandoci a fatti storici, fatti raccontati dalle fonti e quindi a tutto ciò che può essere legato alla nuova esperienza, quindi il connubio tra parte archeologica, storica e possiamo dire artistica e quella legata alle sensazioni. Sergio Brucato mi darà una mano, mi coadiuverà da questo punto di vista e quindi staremo insieme alternandoci nelle diverse soste, nelle diverse postazioni. Giusto per dare un'idea, ci fermeremo nei luoghi di interesse più importanti come il Tempio di Zeus, il Telamone, il Tempio di Castro e Polluce, ci fermeremo nei pressi del Tempio di Ercole di Villarcastel, quindi tutto ciò che ha una valenza storica e artistica verrà trattato però con un occhio differente, non quello tipico da guida turistica, nemmeno quello noioso per certuni, in realtà molto interessante, archeologico. Ecco, come si snoderà, quale sarà, diciamo, l'evento inizia alle 5, ricordiamolo, domenica 4 settembre. Ecco, durante la balla immagino che ci saranno vari point con gli artisti. Ecco, esatto. se ce lo spieghiamo meglio anche per i nostri telespettatori, sì, diciamo che ci stanno seguendo. È un percorso unitario all'interno del quale ci saranno diversi momenti che verranno legati insieme tra la musica, le rappresentazioni e anche le spiegazioni storiche. Si comincia, l'appuntamento è per tutti alle ore 17. Benissimo. All'area del Tempio di Dioscuri, a casa Dioscuri appunto, dove gli ospiti verranno accolti, e da questo momento comincerà la manifestazione vera e propria. Si comincerà con appunto un'introduzione storica e poi tutto questo si snoderà, dicevo, in tappe intermedie come il Telamone al Tempio di Zeus, come il Tempio di Ercole, come la Villa Arcastel e la necropoli paleocristiana, il Tempio della Concordia, gli Arcosoli e il Tempio di Giunone. Ognuno di questi avrà un punto di interesse associato ad un'emozione e questa emozione verrà svolta, spiegata, resa fruibile a tutti dagli artisti che ci hanno dato l'enorme onore e piacere di partecipare e di abbracciare questa i tempi in cui si svolgerà la manifestazione iniziano alle 5, preferisco Ora, che sia Carmelo, visto che è direttore artistico. Volevo soffermare l'attenzione dei telespettatori
telespettatori su un fatto. Pensate per un momento di trovarvi un monumento al Colosseo a Roma, in visita per caso al Colosseo a Roma. Sì. E per caso con un ingresso gratuito vi trovate ad assistere gratuitamente a 2 ore di spettacolo dentro il Colosseo, che raccontano cose che hanno a che vedere con quella civiltà. Cioè io dico che questa non è una semplice promozione, è qualcosa veramente di stupendo che abbiamo il privilegio di realizzare. Ripeto, grazie a tutti gli artisti che hanno aderito, grazie al gruppo Facebook col quale lavoriamo da 3 mesi, grazie all'architetto Parello che ha creduto subito nel progetto, è qualcosa di meraviglioso. Pensate quante foto gireranno in tutto il mondo, mentre Rosa Maria Montalbano recita qualcosa, o mentre Angelo Sanfilippo suona, oppure Olga, o Nenè Sciortino, o Giada danza uscendo da un ulivo della valle, cioè qualcosa che veramente emozionerà. Alla fine ci sarà poi, caro direttore, un qualcosa che consentimi di mantenere il riservo, qualcosa che accadde tanto tempo fa, neanche tanto tempo fa da Agrigento, qualcosa di memorabile, di storico, e uscirà come dall'entroterra, come dalle viscere della terra, uscirà la sua voce, non dico di chi, e ci emozionerà. Guarda, a me viene la pelle d'oca solo a ricordare questo momento, cioè sarà qualcosa, non voglio svelare niente, dico semplicemente un piccolo indizio, qualcosa che avvenne nel 1993 ad Agrigento e che emozionò il mondo intero, quindi farà parte di queste emozioni durante la valle. È qualcosa di bello, ci saranno varie spiegazioni di Totò e di Sergio e poi intervallate da questa. È una forma nuova di spettacolo che ci siamo inventati e sono certo che magari non la vedranno tutta dall'inizio alla fine, ma chiunque si troverà a passare si fermerà per ascoltare Rosa Maria, per ascoltare Salvatore o per o vedere una danza o un canto. Io vorrei annunciare che abbiamo un altro ospite che si esibirà con un altro intermezzo artistico, ed è Angelo Sanfilippo, credo. Ecco, perfetto. Angelo si sta insediando e tra qualche minuto ci farà sentire qualcosa. Cosa ci farai sentire, Angelo? Trovo un brano scritto nel 1900 da Nikolai Andreevich, Il volo del calabrone. Beh, tra qualche minuto. Io Prego. solo una cosa, prima, a onore del maestro Sanfilippo. Devo dire che è la seconda volta che il maestro Sanfilippo collabora con me in una sagra del Mandorlo in Fiore che organizzai in una serata dedicata a Giancampione. Angelo anche in quell'occasione non se l'è fatto dire 2 volte, con i 2 tango, un gruppo che ha creato lui, sono scesi per omaggiare la memoria del grande Giancampione che mi emoziona ancora oggi. Quindi grazie Angelo 2 volte. Angelo, se sei pronto puoi anche esibirti. Angelo Sanfilippo.
maestro San Filippo, può restare, non c'è problema. Ecco maestro, questa decisione di partecipare a questo evento, emozioni, mi sembra giusto anche sentire un suo commento sulle emozioni nella valle. Essendo di Agrigento è normale che anche io insomma do il mio contributo come artista, come una persona che non dico si è spesa per Agrigento, però in un certo modo insomma certo. cerco anche io di partecipare Di a questo contribuire, evento bene. bellissimo. Dottore Cantone, allora la manifestazione è curata anche con la collaborazione dell'ABBA. Sì, Ricordiamo cos'è l'ABBA, io lo so, ma l'ABBA forse non so. ci dà una mano per spingere tutti i turisti che ospiterà in quei giorni, nei giorni precedenti, e cercheremo di farli restare o di trattenerli, o ci ha dato una mano per invitarli a livello anche con i suoi canali, per dire loro che c'è questa manifestazione a titolo gratuito, non vi neghemo mai di dirlo, e quindi ci ha dato una mano proprio per la promozione della città. Quando diciamo che ci sono i templi, che c'è la Scala dei Turchi, diciamo pure in questo periodo che domenica 4 regaliamo la città di Agrigento, perché vedi Arturo, non ha importanza chi fa gol, è importante vincere una partita ad Agrigento, non ha importanza che c'è un Maradona, noi dobbiamo camminare tutti assieme, perché qua chi corre da solo vuole vincere, chi corre insieme vuole andare lontano. Ricordiamo cos'è l'ABBA. L'ABBA è Associazione B&B Agrigento, quindi noi abbiamo lavorato anche da questo punto di vista. Gli amici e colleghi dell'ABBA si sono spesi in questo modo anche per promuovere questa manifestazione. Ecco, ricordiamo un evento che c'è stato credo 3-4 settimane fa, l'inaugurazione di un corner point alla Porta Quinta alla Valle dei Templi, diciamo per dare anche delle informazioni. Ecco, un primo bilancio di questa vostra presenza anche lì, se ce la puoi fare. Direi che il bilancio si lega anche all'evento. Sì, assolutamente sì. Tutto quanto è Agrigento è Sagra, quindi siamo in tema completamente. L'Info Reservation Point è una impresa che abbiamo realizzato a Porta Quinta, sempre grazie anche all'architetto Parello che ha creduto in questa iniziativa. Perché? Perché noi non diciamo restati che ti facciamo pernottare, noi diciamo guarda che c'è la Scala dei Turchi oltre ai templi, siamo ai templi, quindi è chiaro che già sanno che ci sono i templi, guarda che c'è la Scala dei Turchi, guarda che Agrigento ha un centro storico favoloso, guarda che facciamo dei buoni gelati, si mangia bene, la sera è molto bello stare ad Agrigento. Alla fine di tutti questi discorsi diciamo, sai, se vuoi ti prenotiamo anche gratuitamente, non paghi nessun surplus, la Camera ha avuto degli ottimi risultati, tutti i nostri soci hanno beneficiato di questo Info Reservation Point. Ora, se vogliamo, questo mese dobbiamo essere onesti, tu sai che io sono molto, molto crudo, anche ad agosto noi non avevamo bisogno di nessuno, perché ad agosto c'è un turismo spontaneo che arriva. Speriamo che questo Info Reservation Point serva dopo. Quindi ad agosto questo Info Point è servito a promuovere ancora di più le bellezze del circondario, della provincia di Agrigento. Questo è lavorare per Agrigento, per questo ci stiamo spendendo veramente tanto a tutti i livelli, a 360 gradi, perché ripeto, non è importante chi fa gol, è importante che tutta la squadra possa dire abbiamo vinto, e c'è un flusso derivato da disgrazie altrui. Non stiamo qui, non è la sede opportuna questa, che noi dobbiamo sfruttare, abbiamo il dovere di attrezzarci per sfruttare meglio. Che ricordiamo, anche un giorno in più dei turisti che arrivano crea un Certo, volano perché per un giorno l'economia in più agrigentina. comprano una stanza d'albergo, fanno colazione, la sera escono, possono comprare una maglietta, un gelato, qualunque altra cosa. Insomma, sicuramente i soldi li lasciano, quindi guadagniamo tutti quelli che fanno, e non solo quelli di Via Atenea, noi li mandiamo a Piazza Municipio, li mandiamo al Viale della Vittoria, li mandiamo a San Leone, guadagnano i pub. Veramente, credetemi, oggi l'ABBA sta recitando un grossissimo ruolo nell'economia turistica provinciale. Rosa Maria Montalbano, è anche guida turistica, com'è andata questa stagione, diciamo? Possiamo già fare un bilancio? Ma io così in posso generale, dire, mi può confermare ciò che è la anche sua esperienza, chiaramente, sì, no, mi giusto, può confermare per non anche il mio collega Varisano, Ora, perché siamo anche glielo colleghi chiederemo. guide turistiche, c'è stato un incremento, si diceva il 40% di presenza in più.
alcuni parlano di effetto Google, alcuni parlano di effetto per il terrorismo, ma io penso che anche quello che diceva Carmelo, insomma, la gente c'è, la gente ha voglia di rimanere. Io parlo con i turisti durante la passeggiata e sono curiosi di sapere. Io oltre a parlare di Agrigento, del centro storico, invogliarli, li invoglio anche a vedere Palma di Montechiaro, Naro, abbiamo i 7 cortili di Favara, insomma noi cerchiamo non solo Agrigento e non solo, in questo caso anche perché c'è tutta una provincia che ha bisogno di questo turismo e siccome il turista arriva ad Agrigento, quindi il compito nostro delle guide è anche quello di smistarlo, di incuriosirlo ad andare anche a visitare altri posti meravigliosi che abbiamo. Alfonso Russo, ecco, Rosa Maria introduceva il discorso di Google Camp. Quanto può incidere un evento tipo questo Google Camp che già, diciamo, ricordiamolo, per il secondo anno conferma Agrigento? Ecco, che analisi fare di questa cosa? Esprimendo una mia personalissima opinione, mi sono anche un attimino meravigliato a sentir criticare negativamente questa cosa. Sì, ci sono comunque, state delle critiche, sì, anche, infatti, anche sui social. sui Però io social. personalmente, ripeto, esprimo un'opinione personale, ritengo che tutto ciò che nel rispetto, perché non mi risulta che abbiano preso a martellate le colonne dei templi greci e non mi risulta che si siano portati a casa qualcosa che non avrebbero dovuto. Nel rispetto, e ricordiamo che hanno anche pagato profumatamente, dico, nel rispetto dei luoghi e creando economia, io non vedo che cosa c'è di male. Poi se dobbiamo, come dire, negativizzare tutto e allora prendercela con tutti e con tutto, allora vanno bene le critiche negative, vanno bene per gli altri, chiaramente non per me. Io volevo fare semplicemente un appunto, lo ha introdotto Carmelo, riguardo all'incremento turistico che effettivamente c'è stato. Carmelo giustamente parlava di disgrazie altrui, cioè l'incremento turistico c'è stato, perché ci sono stati anche tanti attentati nel Nord Africa, ci sono state le zone, diciamo così, anche nord europee sono abbastanza a rischio, quindi molti turisti hanno preferito la Sicilia, che è una meta tutto sommato, statisticamente parlando, abbastanza tranquilla. Io mi aspetterei, è un augurio, attenzione, non voglio assolutamente criticare negativamente nessuno, io mi aspetterei che la città fosse più pronta però ad accogliere questo flusso turistico. Io ho avuto la sensazione, e rimango sempre nell'ambito della mia personalissima opinione, che Agrigento sì, ha ricevuto questo grande flusso turistico gestito al meglio anche da organizzazioni, per esempio come l'ABBA, che si è ben organizzata, ma mi piacerebbe che questa organizzazione, qual è stata quella di ABBA e anche di tantissimi altri soggetti privati, fosse anche un'organizzazione, come dire, più ampia, più territoriale, più amministrativa. Cioè io ritengo che se si ha la fortuna di ricevere un surplus turistico, dobbiamo avere anche la capacità e l'organizzazione anche a livello amministrativo di saper e poter gestire questo flusso turistico. Io non so fino a che punto, per esempio, potremmo parlare di approvvigionamento idrico, potremmo parlare di pulizia delle strade, potremmo parlare di manutenzione dei tombini, che in estate si sa diventano maleodoranti. Io non so fino a che punto si sia arrivati preparati rispetto a queste e a tantissime altre problematiche. Certo, ben venga il turismo ad Agrigento e ben vengano le iniziative private come quelle di ABBA, come quelle del nostro gruppo Facebook, e ben venga tutto ciò che di buono può esserci per la nostra città. Ripeto, auspico e mi aspetto che comunque la città reagisca anche a livello infrastrutturale e strutturale e funzionale un po' meglio rispetto a come ha reagito, diciamo così, rispetto a questo extra flusso che c'è stato. Si dovrebbe fare è un augurio, più, non una critica, attenzione, sì. Io mi auguro. Ma le critiche sono anche positive e costruttive. È costruttiva sicuramente, senza capisco polemica. nel suo intervento che c'è l'amore, gli organi perché preposti forse non fanno abbastanza. Sicuramente si sono forse trovati si è fatto poco quest'estate, abbiamo avuto un'estate impreparati. povera di eventi
e povera anche nell'organizzazione paradossalmente- generale degli enti preposti, lo dico io, e quindi paradossalmente, cerco il vostro conforto. paradossalmente il Parco dei Templi, che in passato aveva, come dire, peccato di un attimino di inerzia, è stato qualcosa di splendido quest'anno. La gestione Parello, per esempio, è qualcosa di assolutamente straordinario. È mancato qualcosa in città, cioè i templi si sono, tra virgolette, risvegliati, cioè questo motore si è messo molto molto bene in moto, e la città mi sembra invece, tranne le iniziative private, che sia un po', come dire, impreparata, abbia fatto qualche passo indietro, o comunque non reagisca come dovrebbe a Cioè questa, è arrivato a un questa flusso di ricchezza. turisti È una ricchezza, alto, è però una la ricchezza. città è come se fosse quasi quasi immobile, cioè si vive un po' di inerzia, no? Diciamo che i privati ce l'hanno messa tutta, perché bisogna dirlo, però c'è sempre da aspettarsi, ma sempre come augurio, qualcosa di più da parte Salvatore, una valutazione anche dell'amministrazione. di questi elementi che abbiamo messo ora in discussione, anche perché dico, è chiaro che Emozione della Valle è un evento che serve anche a far conoscere la nostra città, la nostra storia, ma è anche bene capire che bisogna, la città, chi sta a governarci, il distretto turistico della Valle dei Templi, l'assessorato al turismo, insomma faccia anche qualcosa di più. Già diciamo, i privati si sono messi in moto in un certo senso, però certo, è chiaro che non può, si ci aspetta anche qualcosa, un coordinamento generale. Ecco, io ho l'impressione che quest'estate sia mancata proprio la funzione diciamo, di indirizzo da parte di chi fa questo lavoro in maniera, diciamo, professionale, come ad esempio il Comune e il Distretto. certo. Diciamo che innanzitutto sono pienamente d'accordo con quanto hanno detto Rosa Maria, Alfonso e anche Carmelo. Da operatore, diciamo, io mi occupo del front office come Rosa Maria, perché noi abbiamo un contatto diretto con le persone, magari Labba un po' per quanto riguarda la logistica, si occupa appunto di proprio ospitare le persone. Posso dire che una cosa che mi ha colpito tantissimo quest'anno è che alla Valle dei Templi mi è capitato più volte, molto più che gli altri anni, di accompagnare tanti ragazzi di una fascia d'età compresa tra i 25 e i 30 anni, cosa che gli altri anni mancavano completamente. Gli altri anni il turismo era un po' più legato alla famiglia, legato a gruppi di ragazzi un po' più maturi, tra virgolette, diciamo così, ma quest'anno invece tantissimi ragazzi, specialmente italiani, che venivano dal nord Italia, ma non solo, dal centro Italia, di questa fascia. Magari, dicevo, come diceva Carmelo, eventi purtroppo imponderabili che non dipendono da noi, hanno spinto i flussi un po' della nostra zona. Innanzitutto hanno fatto sì che coloro che non erano mai stati in Sicilia abbiano veicolato le immagini, perché ormai tramite social lo sappiamo, basta scattare una fotografia e in un attimo fare il giro del mondo, di Agrigento, della Scala dei Turchi, e come Rosa Maria diceva prima, anche io ovviamente mi premuro di consigliare quanto di bello c'è nella nostra zona, paesi limitrofi, attrattive, particolarità, però effettivamente sì, magari mancava un po' per questa fascia di popolazione, questa fascia di utenza, qualcosa che potesse dare una spinta e quindi invogliare le persone a tornare l'anno successivo, perché se è vero che di giorno la Scala dei Turchi, la valle o le bellezze paesaggistiche e archeologiche attirano e bene o male fanno stare accomodati per un po' di tempo le persone, poi la sera mancava qualcosa che non riusciva poi a dare appeal e fascino alla città. Molto spesso mi si chiedeva cosa si può fare questa sera ad Agrigento. E quindi uno più di indirizzarli negli eventi, presso gli eventi che generalmente sono ormai storici, il centro storico, i locali che si occupano di questo, mancava qualcosina. Però a parte questo, tutto sommato la soddisfazione è stata grandissima delle persone, quindi posso essere assolutamente certo che chi quest'anno ha visitato la Valle ed è una fetta nuova di mercato, tornerà e consiglierà a tanti altri di ritornare. E l'ultima parentesi, quella di Google, che da tanti purtroppo si legge su internet, sui giornali, è stata osteggiata per via Da di... pochi, per fortuna da pochi. Sì, nel senso tanti, nel senso quelle tante persone che rappresentano quella minoranza, ecco, hanno dato questo tipo di valutazione negativa. Invece è stato un richiamo incredibile, perché quando l'artista, ormai dicevo tutti seguiamo i social, Facebook, Instagram e così via, posta una sola fotografia che ha più di 1 milione, 2 milioni di visitatori con quella persona e il tempio alle spalle, col panorama meraviglioso della notte della Valle dei Templi, questo cosa non è pubblicità a costo zero, e quindi perché dobbiamo criticare un evento come questo che ha portato ricchezza e bellezza soprattutto in tutto il mondo, sfruttando l'immagine di Agrigento? Quindi io sono assolutamente favorevole a queste iniziative e tutto quello che si può aggiungere può soltanto migliorare. Dottore tutto. Cantoni. Volevo soltanto Sì, prego, concludere prego, una cosa. prego.
Per quanto riguarda Sicilia Antica, questa manifestazione rientra nell'ambito delle iniziative Un'estate con Sicilia Antica, inventata, ideato più o meno dalla sede regionale, per creare un cartellone unico di eventi dove tutte le sedi, perché Sicilia ha una diffusione capillare in tutto il territorio, propongono una serie di iniziative da svolgere nei mesi che andavano da giugno fino a settembre, e quindi noi siamo stati felicissimi di inserire le nostre iniziative all'interno di questo calendario. Dottore Cantone, il suo parere anche su questa iniziativa, turisti arrivano, ma c'è stato anche un mancato, la mia idea, poi chiedo il suo parere, anche un mancato coordinamento anche degli enti preposti Ma c'è sempre che tempo si occupano di turismo, Direttore, no? Perché abbiamo visto che ad Agrigento i locali che hanno organizzato qualcosa sono stati quelli di San Leone, poi anche quelli di Agrigento, ad Agrigento, diciamo in piazzetta San Francesco, è stata iniziativa da parte dei privati, però ecco, forse si ci aspettava di più da parte di quegli enti che sono titolati a trattare di turismo. Dico, non si può tutto demandare ai soldi che non ce ne sono. Spesso si possono anche organizzare azioni di coordinamento, di raccordo, di pungolo da parte degli amministratori. Esatto. Lei è stato un amministratore e chi meglio di lei ci può dare il suo parere? Infatti, riagganciandomi a quello che diceva Totò Varisano, della promozione che incredibilmente e in maniera inestimabile ha fatto Google, e vi dico inestimabile, io sono stato vicepresidente dell'azienda provinciale per l'incremento turistico di Agrigento per 5 anni e assessore al territorio e ambiente, quindi promuovevo quindi le isole per 2 anni alla provincia regionale di Agrigento, e quello che spendevamo noi per promozioni era veramente incredibile. Lì non si è speso un euro, anzi praticamente è minima, dovevamo pagarlo noi Google per venire a fare questa cosa, per venire a fare questa manifestazione, perché la pubblicità che ne ricava Agrigento è veramente planetaria. Per quanto riguarda il coordinamento, quindi non c'è niente da discutere, cioè semplicemente io rispetto il parere di tutti, infatti su queste diatribe dei social non sono voluto entrare volutamente, sia per la carica che ricopro adesso a livello turistico, sia perché rispetto totalmente il parere di tutti, ma consentitemi, non posso essere d'accordo con chi detesta queste cose, perché li detestano. Fortunatamente sono una minoranza che non va a testa, fortunatamente l'evento è già avvenuto e la pubblicità che ne abbiamo ricavata e ne ricaveremo è enorme. Quello che invece dicevi tu, caro direttore, del coordinamento, io sono sempre positivo, cioè per il futuro sono certo che nessuno si aspettava questo incremento. Le guide dicono del 40% e non ho motivo di non crederlo, forse anche di più, nessuno se l'aspettava. Io ti dico solo da gestore di un'attività turistica che se avessimo avuto nei 15 giorni che vanno dal 10 agosto al 25 agosto, avessimo avuto 100 camere a testa, l'avremmo venduto tutto. E abbiamo stornato nei paesi, abbiamo riempito tutta Agrigento, abbiamo stornato, ma per 15 giorni. Solo per 15 giorni abbiamo già camere vuote e siamo al 28, 29, quindi è un fenomeno naturale, spontaneo. E allora chi è preposto al coordinamento di queste cose si attrezzi per il prossimo anno. Come diceva Alfonso, non c'è nessuna recriminazione, nessuna nota polemica nei nostri interventi, ma solamente propositivi. Allora c'è questo trend, ripeto e sottolineo, secondo me, secondo il mio modesto parere, ognuno può pensare quello che vuole, dovuto esclusivamente o quantomeno al 90% dovuto a disgrazie altrui. Tu pensa per esempio che 15.000 persone a settimana, 15.000 italiani a settimana andavano a Sharm el Sheikh che non ci vanno più, andavano in Tunisia che quando li hanno ammazzati come i cani sulla spiaggia non ci va più nessuno, andavamo in Grecia, andavamo in Turchia, noi siciliani stessi. Ora i siciliani si spostano in Sicilia, dal nord fanno mete privilegiate, Sicilia e Sardegna. Sardegna costa un po' di più, ecco che si fa la Sicilia. Allora, attestate queste cose, organizziamoci un po' meglio. Alfonso parlava di distribuzione idrica migliore, sono intervenuto io stesso presso gli enti preposti per fare capire che per esempio il centro storico aveva triplicato la sua popolazione in quel periodo.
Il coordinamento sta anche nel prolungare, nel cercare di dilatare questa permanenza dei turisti, perché, ripeto, ad agosto noi albergatori, noi gestori di strutture turistiche non abbiamo bisogno di nulla, vengono da sole le persone, abbiamo bisogno a giugno, abbiamo bisogno a luglio, abbiamo bisogno a settembre, e allora facciamo qualcosa con gli artisti valenti Locali, di fama certo, nazionale che abbiamo la fortuna di avere da Agrigento, con gli artisti agrigentini. Prolunghiamolo, facciamo qualcosa quando andiamo a Chiangiano, quando andiamo a Roma, ogni sera troviamo qualcosina da fare. C'è stato qualcosa del parco, c'è stato qualcosa dei privati, ma ecco, gli enti preposti dovrebbero organizzare un po' meglio solo coordinare queste cose. Ecco, Tutto qui. una domanda che mi Vorrei concludere, Prego. creando un grosso evento, perché questo è il valore aggiunto. A maggio, ad aprile, un grosso evento in città, dove i media, tu ne dirigi uno, accorrono spontaneamente e ti promozionano, ti pubblicizzano la città di Agrigento. Cosa significa? Che nel periodo in cui al massimo si stanno programmando le ferie, si comincia a pensare ad Agrigento. Così come l'Arena di Verona ospita anche fuori tempo, col freddo gelo, manifestazioni là, ma tu poi te ne vai. Mi viene spontanea una domanda, dottore Cantone. Ecco, Emozioni nella Valle si può trasferire come evento, non so, Emozioni in via Atenea, Emozioni a San Leone, non lo so. Direttore, dico, tu ci rubi il lavoro, direttore. no, io non rubo niente, però sono uno che allora, vive nel settore e quindi anch'io do il mio contributo. Dico, perché non estendere Emozioni nella Valle anche in altri luoghi che non si conoscono? Hai ragione, il prossimo direttore artistico di Emozioni, io non, il direttore Arturo Candelli. Così parlando viene spontaneo. Facciamo andare bene questa, è una manifestazione che stiamo regalando senza una seconda finalità o senza neanche un futuro. È stato un progetto, ti ripeto, nato in un giardino pensile del centro storico, davanti a un tè freddo qualche mese fa. Ci piacque l'idea che ho portato io, ma non è più neanche la mia idea originale, perché questo favoloso team che ho avuto il piacere non solo di creare, ma di coordinare, di accettarlo, perché si proponevano man mano che andavano avanti, si proponevano da soli, poi portò ognuno un pezzettino, adesso è diventato un quadro meraviglioso che speriamo che apprezzeranno. Speriamo di fare un'emozione in via Atenea magari a ottobre, fino a ottobre. Vediamo. Allora io inviterei il bravo maestro San Filippo a lasciare spazio all'altra coppia, che concluderemo il nostro speciale dedicato a Emozione nella Valle. Facciamo brevemente un ultimo giro ecco, la nostra brava Olga si è posizionata, ora verrà anche il cantante che è Salvatore Di Salvo. Salvatore, ecco, non ti preoccupare, anche se passi davanti alla telecamera, qui siamo tutto work in progress. Allora, Varisano, andiamo alle conclusioni, parliamo ultimo scorcio di Emozioni della Valle. Conclusioni sono quelle, il team c'è, la voglia ce l'abbiamo, le emozioni sono pronte, invitiamo tutti a venire alla Valle a godere di questo spettacolo, mi auguro quanto più bello possibile per noi, soprattutto che l'abbiamo creato, e per chi ne godrà. Rosa Maria. Allora, vi aspettiamo domenica 4 settembre alle ore 17, Carmelo, per emozionarci a vicenda. Alfonso. Anch'io vi aspettiamo e spero con tutto il cuore che saremo numerosi e soprattutto gioiosi, felici e orgogliosi, come dobbiamo essere, della splendida Valle dei Templi di Agrigento. Bene, vorrei ricordare che ci sono tantissimi artisti, Mimo Galletto, Toto Curabba, Franco Di Salvo, Leone Sciortino, Giada Attanasio, insomma sarà appunto un'emozione nella Valle. La conclusione la affidiamo al direttore artistico. Niente, la conclusione è quella abbiamo lavorato tanto, un team meraviglioso ha lavorato solo per il piacere di vedere tanta gente nella Valle. Ci vediamo il pomeriggio alle 17 domenica prossima. Sarà è ingresso gratuito, quindi chiamate amici, chiamateli anche dalla provincia, perché regaleremo un pezzo della nostra città che già di per sé è tutta un'emozione. E poi un ringraziamento, l'ho voluto lasciare per ultimo, a questa emittente, a Televideo Agrigento, perché possiamo fare la cosa più bella del mondo, me la sappiamo solamente Rosa Maria e io,
non serve a niente, ma grazie al team di Arturo Candella, che è tutto di Televideo Agrigento, Gerlando Butere e Piero Licausi, veramente che mi onoro da tempo, non diciamo gli anni, di essere loro amico. Possiamo portarla nelle vostre case, possiamo farvi sapere quello che stiamo facendo, sperando di avervi numerosi nella valle. Allora, Salvatore Di Salvo e Olga, cosa ci fate sentire? Malarazza di Domenico Modugno. Ecco, con questa interpretazione di Malarazza vi diamo appuntamento, chiudiamo qui la nostra trasmissione speciale dedicata a Emozioni della Valle, che ricordiamo sarà domenica 4 settembre alle ore 17, la prima Porta Quinta. Porta Quinta, si approfitta anche dell'ingresso gratuito nella valle, quindi verremo numerosi, verremo anche noi di TVA a fare a documentare il nostro lavoro. Prego. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchia lo bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchia lo bastone e tira fuori i denti. Le braccia, tu voli la giustizia si la pazza, da non ormai più la parapettia. Se tu si non si testa pazza, ascolta bene sta sentenza mia. Vado un cruci non saria, s'avessi fatto sotto di io un chiudato cruci non salia. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchia lo bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchia lo bastone e tira fuori i denti.
picchia il bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchia il bastone e tira fuori